Libertà religiosa violata in Europa. La Federazione Internazionale di Helsinki ha accusato 19 paesi europei di violare le libertà religiose, riferisce la rivista Catholic International. La federazione ha osservato che la pressione contro le minoranze religiose è stata particolarmente forte nei paesi ortodossi. Inoltre, diversi Stati membri dell'Unione Europea stanno redigendo leggi per rafforzare lo status delle fedi tradizionali, limitando gruppi più piccoli, ha affermato la rivista. Il direttore della federazione ha aggiunto: le società occidentali dimostrano di essere segnate dai timori di una invasione di sette per reprimere le minoranze religiose. La situazione peggiorerà fino a quando le persone non vedranno la libertà religiosa come parte di un insieme di valori e regole che devono essere sostenuti allo stesso modo da tutti. Teologia della prosperità. Citando la teologa luterana Wanda Default, il bollettino ENI afferma: in America Latina le chiese protestanti tradizionali vengono eclissate da nuovi movimenti religiosi in rapida crescita che predicano una teologia della prosperità. Secondo Default, le chiese pentecostali carismatiche del Brasile hanno ora 2 o 3 volte più membri rispetto alle chiese tradizionali. La teologia della prosperità promette ai credenti ricompense immediate per i contributi finanziari alla Chiesa, ha detto. Una preghiera rivolta a Dio è quasi come una transazione commerciale. Se io do qualcosa a Dio, Dio deve dare qualcosa a me. I movimenti reclutano membri fra i brasiliani più poveri. Perché i seguaci rimangono quando la prosperità promessa non si verifica e i leader della Chiesa ne beneficiano maggiormente? Default dice: l'approccio più comune è quello di avere 2 religioni per assicurarsi che, se una non funziona, l'altra ci riuscirà. Inoltre, parlano la lingua che la gente capisce e dicono ciò che la gente vuole sentire.